È arrivato, è il Ciuchi, è arrivato, è il Ciuchi, oh, Irving Lozano, oh 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 oh, Irving Lozano, oh 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 oh. Buonasera a tutti, da Napoliello 87 e Forza Napolese. Allora, parliamo del nostro Napoli questa sera, dedichiamoci al nostro Napoli. Allora, Irving Lozano ha fatto le visite mediche, è un nuovo giocatore del Napoli, a sta fama non è uno, è arrivato. Allora, come avevo detto e pronosticato dai miei 3 possibili acquisti, andate a vedere pure il video, Napoliello aveva ragione, Lozano è un nuovo giocatore del Napoli, Napoliello le sa le cose, non vi preoccupate, Napoliello si informa e qualcosa sa, non ne esce. E Lozano è del Napoli, la bambola assassina che ti punisce e ti fa male. Perché pure assassino è stata a corte che ti accida. Non fu Mariolo Juventus perché c'è sta la bambola assassina. Lozano, come sappiamo, non sappiamo lì. Comunque Lozano, tanti dicono viene dal PSV Eindhoven, dall'Olanda, che è un campionato, deve venire in Italia, deve fare così. Mertens da dove cacchio veniva Mertens? Veniva dal PSV Eindhoven pure Mertens. De Ligt da dove viene? Dall'Ajax in Olanda. A dove vengono tutti questi giocatori forti? Dall'Olanda, dall'Eredivisie. Allora non so così pippe, non so così scarsi i giocatori che giocano in Olanda, nel campionato olandese. O no? Allora, Lozano può fare la punta, può fare l'esterno, insomma ve l'ho detto più di una volta, ha fatto 45 gol nelle stagioni, 24 nelle 2 stagioni che ha fatto ultima al PSV Eindhoven e 4 stagioni al Pachuca, perché è cresciuto nella squadra messicana, il Pachuca. Nazionale messicana, Lozano è preferibilmente un esterno destro, ma può giocare mi sembra anche a sinistra, può fare la prima punta, un giocatore molto utile per la fase offensiva che al nostro Napoli gli può far più che bene. Ora lì avanti abbiamo i 3 folletti, Lozano, Mertens e Insigne, il magnifico Ciruz e il Cuchi, e il Ciuchi, no Ciucciarilli, è il Ciuchi. Insomma, bel tridente di attacco, tutto in velocità e facciamo veramente male, ma facciamo veramente paura. Poi riguardo Lozano, ovviamente che è un nuovo giocatore del nostro Napoli, mettiamolo da parte e uno è fatto. Parliamo del secondo possibile acquisto di Rodriguez, perché no, non è femmina, non si è fatta tanto. Allora, James Rodriguez potrebbe arrivare e secondo me io ho ancora fiducia che può arrivare al Napoli. Non ho mai perso fiducia e ho fatto anche vari video sul Napoli. Prima di metterci la faccia e dire ho sbagliato questo e quell'altro, infatti aspettavo il momento di aver sbagliato definitivamente perché il calciomercato è ancora aperto. James Rodriguez, come abbiamo visto nelle partite del Real Madrid, non è sceso nemmeno in campo. Sì, è stato portato in campo dal mister, ma ha fatto panchina, cioè è stato convocato ma non ha giocato. E questo è un segnale importante per il nostro Napoli. Significa che qualche speranza c'è. Io continuo a crederci fino a quando il mercato non sarà chiuso, ovviamente, perché io seguo la mia strada e continuo a seguire la mia strada. Come dico che Icardi sarà un nuovo giocatore della Juventus. Pure da come si vede, Icardi vuole la Juventus. Il Napoli ha fatto l'offerta all'Inter, ma l'Inter l'avrebbe pure accettato, ma è che la capicazza Icardi e Vandanara che stanno pensando al Napoli o alla Juventus, si sta prendendo il tempo, cioè non si può aspettare i comodi suoi, giustamente, cioè Icardi capisco che a me mi piace tanto, è un attaccante che fa tantissimi gol, ma non si può aspettare i comodi suoi perché lui aspetta la Juventus e noi che facciamo a roti scorte, cioè stiamo per bellezza sua, aspettiamo a lui, se lui fa i porci comodi suoi, aspettando se la Juventus lo prende, se non lo piglia allora viene da noi, belle cacchie, così ci piglio come una rota di scorte, dice tanto stanno là con me scemo, ma aspetta, è così. Cioè io voglio Icardi ovviamente, mi piace Icardi, però Santa Foscia, ma così, e c'è da far perdere tempo, per poi non prendere un altro attaccante, e tira le cose a lungo, allora Icardi sta a casa, ci prendiamo un altro attaccante. Riguardo l'alternativa di Icardi, la sappiamo qual è, l'abbiamo sentito più di una volta, è Llorente, ovvero l'ex attaccante della Juventus, dove si è messo in mostra nella Juventus.
Poi al Tottenham sì, ha fatto qualche partita, non è stato un titolare secondo me del Tottenham, entrava, ha deciso anche in qualche partita perché ce l'ha nelle corde, specialmente i tiravolo, i colpi di testa, sono le caratteristiche migliori di Llorente. Llorente in partita in corsa può farti bene, ma di sicuro non è all'altezza di Icardi secondo me. Icardi è molto più forte di Llorente. Ma se te devi prendere Llorente, perché comunque lo vai a prendere a parametro zero, a me Llorente non è che mi piace, io l'ho già detto e ripeto, seguo la mia strada. Llorente non è che mi piace così tanto, infatti volevo un Icardi, anche perché c'ha un'età, cioè va a prendere Llorente ora, 1 anno, 2 anni, poi è finito, cioè non c'hai l'attaccante che in futuro ti può dare, nonostante te lo dà ora, ma te lo può dare anche fra 4-5 anni, quando è, poi ci fai plusvalenza, quello che è, ma intanto ti può far fare il salto di qualità Icardi, mentre Llorente no, resti lì, magari ti può far ricattare Milik. Infatti se arriva Llorente, Milik non sa toccare proprio, non si deve muovere, perché Milik a quel punto è il titolare e Llorente è la riserva, perché Milik è più forte di Llorente. Non diciamo che Llorente può essere, perché se noi stiamo fuori dalla capo, Milik è meglio di Llorente. Poi se dovesse venire Icardi, secondo me ha quel qualcosa in più a Milik sotto porta, che è uno che realizza più gol, ma Milik questo non vuol dire che secondo me è scarso, perché Milik è forte, i suoi gol li fa di punizione, però è un po' troppo sciupone sotto porta. Cioè per Icardi io lo cambierei, devo essere sincero, perché a me Icardi mi piace tantissimo, è un giocatore secondo me che in area è uno dei più forti, fa tantissimi gol. E al Napoli manca proprio un finalizzatore, perché si sbagliano troppi gol là avanti fra Mertens, Insigne, lo stesso Callecon e lo stesso Milik. Secondo me ci manca la ciliegina sulla torta, che sarebbe Icardi, e poi ovviamente il trequartista che è James Rodriguez. Ragazzi, questo è, ci abbiamo parlato pure di James Rodriguez, abbiamo parlato di Icardi, ho parlato di Lozano, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate, se James lo ritenete ancora opportuno che possa vestire la maglia azzurra, o secondo voi no, me lo fate sapere nei commenti. Se Lozano ci ha fatto fare quel salto di qualità che mancava al nostro Napoli proprio sugli esterni, ora ho un as con un piede in partenza verso la Francia, se non mi sbaglio, ora non mi viene a mente la squadra perché sto così rimbambito, c'era il Cagliari e poi se non mi sbaglio una squadra francese, ora non ce l'ho presente, comunque era in partenza un as. Quella squadra sì, sembrerebbe che abbia sorpassato proprio il Cagliari, perché ovviamente entra uno e esce l'altro, è entrato Lozano. E fatemi sapere anche se Icardi, secondo voi, è meglio di Milik, o terreste Milik, puntereste su Milik con lo Llorente come riserva. Ovviamente non sarebbe male, ma io preferisco tutta la vita Icardi, onestamente, con Mertens, che possa fare, così avessi l'attaccante d'area e l'attaccante di movimento. Questo è il mio parere. Poi c'è anche Lozano che può fare la prima punta. Fatemi sapere nei commenti la vostra, lasciate tanti like ed iscrivetevi al canale di Napoliello87. Buona serata a tutti da Napoliello87 e forza Napalessa!